Perché ha deciso di andare in montagna dopo? Perché c'era il famoso bando di richiamo alle armi della Repubblica di Salò, che chi non si presentava fucilavano, allora hanno deciso di scappare, di andare in montagna. E sono andati sul rifugio, dietro il rifugio Posa Poner, all'incirca, che c'era una baita ancora esistente, all'incirca mezz'oretta di cammino. Ascolta, scusa una cosa, è andato assieme anche tuo suo fratello Ugo? Credo che l'abbia raggiunto dopo, non subito, non subito. E esiste ancora la baita dove erano accampati, un avvallamento nascosto c'era bosco e leggermente dietro il crinale che si affaccia sulla pianura. Sul crinale c'era un casamento che adesso c'è ancora qualche resto diroccato, proprio qualche pietra, in cui c'era il comando della brigata Vladimiro e che si affacciava sulla brigata Vladimiro o Mazzini? Vladimiro. Vai a Vladimiro. Che era affacciata sulla pianura. Loro avevano l'ordine, anzi, di non affacciarsi sulla pianura senza ordine preciso, perché mi diceva con uno specchio in qualche maniera si poteva fare, segnalare la posizione. Se uno veniva trovato nel crinale senza permesso veniva fucilato. Partigiano o non partigiano? O era un partigiano o era una spia, non c'era una via di mezzo naturalmente. Ecco. Stessa cosa per chi, se prendevano qualcuno, se capitava che saliva in montagna senza un motivo apparente, perché o uno, a quel tempo non c'erano strade, c'era un sentiero, allora uno andava su in quelle zone o per andare assieme ai partigiani oppure per fare la spia. Allora o rimaneva là a fare il partigiano o naturalmente non potevano permettergli di tornare indietro tranquillamente perché avrebbe rivelato la posizione e sarebbero morti, sarebbero stati uccisi tutti. Perciò era considerato una spia e veniva fucilato, non c'era alternativa. Questo avevi altre robe da dire? No, venivano aiutati dalla popolazione della pianura perché alcuni erano figli dei contadini che abitavano nella pianura, allora gli portavano da mangiare, appunto, no? Insomma, bevevano l'acqua della pozza delle vacche che la filtravano e l'hanno passato circa 4 mesi, poi mano a mano sono scesi in pianura. Buona questa acqua delle pozze? No, creava sempre problemi intestinali continui, chiaramente. La facevano anche bollire e la filtravano con della stoffa, però lo stesso creava problemi, se non pioveva, per esempio. E poi gradatamente sono scesi, mano a mano che i tedeschi si allontanavano, scendevano a fare variazioni in pianura. E lui è scappato quella volta, è riuscito a filtrare quella volta il famoso accerchiamento? Sì, sono scappati, si sono divisi, trovati vicino, mi pare, alla Malga Mariecca, se non sbaglio, perché c'è anche un cippo, in cui sono radunati là e hanno deciso di sparpagliarsi per fuggire. Una cosa che non ti ho detto, mi è venuta in mente adesso, molto importante. Il mio papà aveva un cugino di Treviso, fascista, proprio con le brigate nere. Una volta, dalle parti di Pieve di Solivo, che mio padre stava tornando su, era venuto giù per trovare i genitori, una volta tornando su in montagna, andava via Campi lui per non farsi vedere, attraversando una strada è stato fermato una pattuglia di fascisti. Chiede: chi sei? Cosa non sei? In quella pattuglia di fascisti c'era suo cugino. Suo cugino ha detto: no, questo lo conosco io, il mio cugino, non c'è problema, lasciatelo andare. Mio padre è tornato su in montagna. Finita la guerra, appena finita la guerra, suo cugino, mio padre va a Venezia, non so per che motivo, forse era anche con mia madre, ma non so,
così va a Venezia per fare un giro, immagino, non so per quale motivo, e incontrano il cugino fascista che stava scappando. Si sono guardati, mi ha raccontato mio padre questo, si sono guardati, mio padre ha fatto finta di niente e l'ha lasciato andare, ha ricambiato. Questo mi è venuto in mente in questo momento una delle storie che mi ha raccontato. C'era quindi anche un Era suo barlume cugino proprio di umanità comunque, insomma. che ha avuto sia suo cugino sia mio padre. Tuo padre era, adesso diciamo il nome, tuo Bottacin Luciano, fratello di Bottacin Ugo, che è caduto che è morto a Trevignano. medaglia d'argento della Resistenza. Medaglia d'argento della Resistenza. Tu ti chiami? Bottacin Giovanni, sono il figlio di Luciano.